palla che raggiunge nuovamente Tascone, potrebbe anche calciare, c'è la sovrapposizione di Bianchi, ancora il tiro sulla traversa, sfortunato il Fano. C'è anche Curcio, allora Salviato che va dalle parti di Guerra, forse un tocco di mano, poi Curcio che raggiunge il contatto in area di rigore e l'arbitro concede il penalty. Fischio dell'arbitro Giacomelli, la palla in rete ed è una bordata sotto il 7. Giacomelli porta in vantaggio il Vicenza. Giacomelli sempre più leader di questa squadra. Fare grande fatica con il 12° sigillo di Giacomelli, che adesso ad inseguire il pallone fa buona guardia per un attimo il difensore, poi Giacomelli però riesce a mettere sui piedi di Guerra che vada in rete. La squadra di casa raddoppia con Guerra, occasione di Giacomelli di andarsene in mezzo a due avversari.